Allora, ecco qui il nostro presepe. Questo è il pozzo. Poi qui c'è Benino, colui che dorme sempre. Qui c'è il pescatore con la lavandaia. Qui poi abbiamo il pescivendolo. Eccolo qua, il pescivendolo. Pesce fresco. Qui c'è il suo aiutante. Qui c'è il suo aiutante che sta tagliando il pesce. Poi c'è il pesce pronto per la vendita, le alici. Poi c'è il fiume, il ponticello. Poi qui abbiamo la capanna di Gesù. Adesso non c'è, arriverà domani sera. Bue, l'asinello, Maria, San Giuseppe. Qua c'è l'angelo in destra, ancora più qua ci sta la beccheria, carni buone. Eccolo qua, c'è il venditore di carni, salumi e roba buona. A fianco osteria, c'è il cameriere che sta servendo a tavola i due signori seduti a mangiare, tutto imbandito, pronto per mangiare. Qui ci sono i re magi, si sono anticipati, sono arrivati prima loro e poi Gesù. Poi qua c'è un signore che sta passeggiando. Cicibacco. Qua è Cicibacco sulla botte. A fianco a Cicibacco ci sta questo signore che suona il mandolino. Poi abbiamo qui le scale, queste belle scale, si sale, si incontra un bel signore qua che sta scendendo, anzi è una signora. Salendo ancora più su c'è quest'altro signore qua, che sta trasportando qualcosa. Salendo ancora le scale qua c'è una signora che sta alla fontanina, sta prendendo un po' d'acqua alla fontanina. Un po' più su c'è un lampione, ci sono i panni stesi e c'è un'abitazione alla finestra. Poi di qua andiamo di qua c'è la pizzeria, c'è il pizzaiuolo che sta facendo una pizza. Eccola qua. Qua c'è un altro signore che sta trasportando una botte di vino. Sopra al pizzaiolo c'è la signora affacciata. A fianco al pizzaiolo ci sta il vicoletto. Un vicoletto con una signora che sta fuori casa sua. Poi qui avanti qua c'è Pulcinella, non poteva mancare Pulcinella. Vediamo un po'. Giuseppe mi ha detto questo si chiama Vico Splendore. Giustamente. Di fronte qua c'è la caiuola, la gabbia con l'uccellino. Poi scendiamo ancora a fianco qua abbiamo la bottega di Peppino e Tonino. Peppino e Tonino, uno fa i guanti e l'altro fa le scarpe. È la loro bottega questa qua. Sopra a Tonino e Peppino ci sta la signora che ha il suo bambino affacciato al balcone che guarda, gli sta mostrando al figlio il paesaggio. A fianco qui abbiamo una signora nel vicoletto e questo è Vico Paradiso. Nel vicoletto ci sono i panni stesi, c'è la finestra qua di quella della signora che abita qui, la finestra è dell'altra signora che abita qui. La signora qui sta giocando col cane fuori casa sua. Poi qui abbiamo il fruttivendolo. Il fruttivendolo, eccolo qui. Eccolo il fruttivendolo. Frutta, mele, arance, hanno cipolle. Sopra il fruttivendolo c'è un'altra signora affacciata al balcone, non poteva mancare la signora affacciata al balcone. Sì, abbiamo fatto già vedere. Qua c'è la signora col paniere abbassato, tipico napoletano.
Qua a fianco abbiamo, come si chiama Giuseppe questo vicolo? Vico, Tonino e Peppino. Antonio e Peppino, ecco qua. In questo vicolo ci sta una signora che sta passeggiando, c'è un lampione e qui nell'angolo ci sta un zampognaro. Allora, qui invece andiamo un signore, un simpatico signore in carne, abita qui, e qui lui ha i conigli, ha le galline, riesce a sfruttare ogni spazio, ogni minimo spazio per poter allevare i suoi animali. Ecco qua. Eccolo qua il presepe, lo facciamo vedere per intero. Ecco qua. Questo è un presepe napoletano. Spero che vi sia piaciuto. Buona serata.